biennio obbligatorio, nell'ottica di una modernizzazione che vede come obiettivo predominante la lotta allo spreco e il risanamento delle risorse ministeriali, per il prossimo anno scolastico si prospetta l'ipotesi del seguente piano strutturale. Primo, il numero degli alunni sarà aumentato del 30%. Secondo, il numero delle ore settimanali sarà ridotto e portato da 36 a 30. No, non è possibile, guarda, qui ci hanno veramente sistemato. Ancora continua a dire, se questa proposta troverà attuazione, l'attuale organico del parco insegnanti verrà ridotto di una percentuale che sfiorerà il 40%. E che le materie di insegnamento saranno accorpate e passeranno da 7 a 3. Però continua dicendo che gli insegnanti di alcune materie verranno adeguatamente formati con degli appositi corsi istituiti dal Ministero stesso durante l'estate del 2018. E a tal proposito, gli istruttori preposti stanno già visitando le scuole per rendersi conto personalmente della situazione. Ma durante l'estate? Ma è inaudito, non è possibile. No! Qui c'è scritto la materia di educazione fisica non è più ritenuta necessaria e sarà soppressa come quella di religione. Non ci posso credere. È quasi finita, via. Allora, ciò che è scritto su questa circolare è stato preventivamente discusso con il sindacato e ne ha accettato il contenuto. Il Ministero è aperto a qualunque proposta atta a migliorare l'attuale disposizione. Come vedete è finita, ora potete continuare a commentare. No, ma non è possibile. Durante l'estate io avevo già prenotato per andare a seguire un corso di cucina macrobiotica. Però non ne faccio, avevo anche pagato. Guarda, questi sono proprio i momenti in cui ti penti di aver scelto di farli insegnare. Ma non è così. E io che sono di ruolo solo dall'anno scorso, cosa dovevi dire allora, Ma infatti, guarda Antonella, è incredibile, è semplicemente incredibile, guarda. Una cosa così e non se l'aspettava nessuno. Mamma mia, ma come faremo? Ma è quello che mi sono chiesta anch'io. Come faremo? Io dovrei essere il cuscinetto tra il corpo insegnanti e il Ministero, quella che fa rispettare le disposizioni. Ma questa volta sono totalmente dalla vostra parte. Sì, ma la nostra professionalità, tutti i nostri corsi, tutte le nostre cose, specializzazioni che ci siamo sacrificati una vita, dove vanno a finire? Ma te Matteo, dici niente? Niente, guarda, sono rimasto letteralmente senza parole. Non pensavo mai potesse succedere una cosa simile. Ma si scherza da Ma io l'anno scorso ho comprato la casa, ho anche acceso il mutuo. Spegnilo. Dai, ancora licenziata, Ma lo faranno, vedrai. Hanno già presentato la proposta al sindacato. E io ho solamente 29 anni, capito? Quasi quasi, e ci si perde anche da essere giovani. Ma senti, io vorrei sapere qual è quella mente che ha partorito una cosa simile. Hai capito la lotta allo spreco? Ma come la fanno questa lotta allo spreco? Come la fanno? Non lo so. Silvana, la lotta allo spreco la fanno tagliando il personale docente. Ma perché non si dà Calma! Cerchiamo di mantenere la calma. Ma come faccio a stare calmo dopo 12 anni di insegnamento? Guarda, almeno te saresti fortunato, potresti andare a fare personal training in una bella palestra moderna. Ma non è questo il punto, è che ormai mi sembrerà strano, ma io mi sono affezionato all'insegnamento della scuola. Ma tutti noi lo siamo, altrimenti non sopporteremo i vari soprusi che ci arrivano dall'alto. Sì, ma il sindacato non doveva tutelarci. Io ora non so cosa raccontare ai miei genitori. Mia madre era così orgogliosa di me quando sono entrata di ruolo subito dopo la laurea, ho fatto presto. Però cosa gli vado a raccontare? Cosa gli vado a Ma raccontare? cosa significa? Gli insegnanti saranno formati, Ah, ecco, sì, devono aver inventato delle pillole della sapienza, no? Ma tu ne prendi una e sai, come per intanto diventi un tuttologo e puoi insegnare qualsiasi cosa, vedrai. Non hai capito niente. Ma che pillola? Tra un paio di mesi manderanno questi istruttori e in 3 mesi ci spiegheranno come insegnare materie finora a noi sconosciute. Eccolo qua loro. Eh sì, erano già anche soprannominate tutt'oggi. Via, ora però cerchiamo di ragionare un attimo. Noi tutti sappiamo bene come vanno a finire queste cose. Magari iniziano
10 e poi si accontentano di 5. No, non questa volta. Non hai capito le disposizioni. Succederà come sempre. Ora i tagli sono dei 40. Vedrete, arriveranno presto al 50 e poi in un salto al 60 e al 70 e noi saremo finiti. Ascolta Antonella, guarda, tanto andremo via in tanti, ma comune, mezzo grado. Ma se ne va il terremoto, No, ragazzi, se è terremoto e si dovrebbe sentire a che scosse. Ma No, non sento niente. Secondo me è un aereo sulla tonalità del fuoco. Guarda, meno male. Questa mattinata così. Allora, da circolare Faremo una bella azione collettiva, vediamo di trovare una soluzione. Ma non basta, ci vuole qualcosa di forte. Sì, non ci resta che bruciare la scuola. Scusate la mia irruenza, ma ero fuori nel cortile quando ho sentito un forte botta per venire dall'interno dell'istituto. E mi sono spaventato. Lasciate bene, vero? Marzia, ma siamo in riunione, abbiamo bussa, no? Ma si sa cosa è successo? Ma forse mi sono, donna, che ne so? Ha detto la circolare 308, sì. Ma cosa c'entra la circolare? Ecco, che avevo detto? Stavo facendo un'altra. Diccelo, che quando lei si è spostato in una panetta. Allargatevi un po', fatela respirare. Ma si può sapere cosa è successo, Marzia? Stavo passando lo straccio sul pavimento quando ad un tratto, Madonna mia, ad un tratto nell'aula in fondo dov'è la lavagna è venuto un cerchio di fuoco. a me queste cose mi fanno Chi è venuto, Marzia? Chi è venuto? Sì, inizia bomba è apparso e all'improvviso e c'è stato un rumore. ecco cos'era quel rumore di prima. No, veramente non sappiamo cos'era, sappiamo soltanto da dove arrivava sto Oh suono. Matteo, ma hai lasciato qualche apparecchiato da lì? Io? Ma che scherzi davvero? Sono 2 giorni che non entro in laboratorio, ma Marzia, com'era questo cerchio di fuoco? Era grande così. Sparito. Ma io so, paura, un momento. Vedi? C'erano loro. Non lo so. Li ho visti venire fuori dal cerchio e poi sono scappata via. A me mi sta aumentando la paura, qui no, sto andando. Allora, Marzia, cerchiamo di ricapitolare. Io ti ripeterò tutto dall'inizio e tu mi smentirai se dirò qualcosa di esatto, va bene? Allora, stiamo pulendo l'aula di fisica, giusto? Quando ad un tratto hai sentito un po' recuato, giusto? Poi hai visto un grande cerchio di fuoco vicino alla lavagna, giusto? Poi il cerchio di fuoco ha fatto è andato via, giusto? Marzia! Ma stai sicura che fosse il zucchero? Quella polverina che stava adesso è il caffè? Smettila piuttosto, Marzia. Ma ci dici com'erano queste figure? Dici un po'. Marzia, com'erano queste figure? Ce le puoi descrivere, dai. Dai.